urne chiuse nei comuni siciliani dove si è votato ieri e oggi fino alle 14 per eleggere sindaci e consigli comunali. Affluenza in calo nell'Agrigentino, soprattutto a Canicattì e Porto Empedocle. Dopo i fatti di Roma, solidarietà al sindacato anche ad Agrigento. Conclusa la 7ª edizione con il successo di una giovane di Sciacca. Calcio, pallavolo, basket e la maratona di Agrigento. Benvenuti a TVA Notizie. Urne chiuse nei 42 comuni siciliani, nostra diretta come di consueto con gli aggiornamenti dei dati elettorali. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Salvo Di Bernardo è il nuovo sindaco di San Biagio Platani. A Montallegro è eletto Giovanni Cirillo, mentre si conferma con successo primo cittadino di Montevago l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Si va verso il ballottaggio invece a Porto Empedocle tra Calogero Martello e Salvo Iacono, a Favara tra Salvatore Montaperto e Antonino Palumpo, a Canicattì Cesare Sciabarrà e Vincenzo Corbo. Tanti gli ospiti nel nostro salotto con il direttore Arturo Cantella e in studio a condurre la diretta a partire dalle 15 Margherita Trupiano. Accurata l'analisi del voto fatta da tutti gli intervenuti. Alquanto strana la situazione emersa per quanto riguarda i numeri che riguardano ad esempio candidati come Invurna. Nel caso di Favara infatti ci sarebbe il crollo di posizioni ritenute di ferro e nessuno avrebbe immaginato infatti il risultato ottenuto proprio dal candidato Invurna. Frutto anche di una destra spaccata, si dice. Sul voto avrà sicuramente influito l'atto terroristico di Roma che secondo l'opinione di molti ha spostato il voto. Montevago ha premiato se stesso perché oggi vince la comunità. La nostra lista era per Montevago, i montevaghesi lo hanno capito e hanno dato risposta perché hanno inteso benissimo qual è stato il progetto politico che abbiamo proposto alla città. Siamo in vantaggio di oltre 200 voti, questo credo che sia un risultato di tutta la comunità, quindi non viene premiata il sindaco La Rocca, io con loro, ma siamo una squadra ed è stata premiata la squadra. Dando in continuità completeremo i lavori che abbiamo avviato, quindi dall'affidamento della città dei ragazzi alle 3 scuole per cui i lavori sono già partiti, finire la chiesa madre, avere dal governo regionale entro 3 mesi il 1.400.000 euro che abbiamo chiesto, e questo diciamo per quanto riguarda il lavoro, il processo infrastrutturale. E poi ci sarà il programma che dobbiamo attuare, quindi abbiamo tante cose da fare, la squadra è bellissima, sono contenta perché in questo momento accanto a me c'è il vice sindaco, finora designato oggi vice sindaco Vincenzo Infranco, con cui abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, è stata una campagna elettorale all'insegna dei contenuti, abbiamo avuto una squadra a supporto fantastica, ma quello che c'è oggi qua è la dimostrazione che la città è stata con noi, perché i risultati sono risultati per noi inimmaginabili, quindi superiamo, sforiamo i 200 voti di scarto e quindi questo credo che sia un successo di tutta la comunità. E cambiamo argomento: solidarietà nei confronti della CGIL dopo le violenze di sabato a Roma. Ai nostri microfoni il segretario generale di Agrigento Alfonso Buscemi. Porte aperte oggi alla CGIL, un momento in cui tanti soci, tanti amici, tanti colleghi sono venuti qui spontaneamente dopo quello che è successo stanotte a Roma, insomma tanta solidarietà. Segretario. Dopo i tristi eventi delittuosi di ieri sera a Roma, la grande risposta dei lavoratori, dei cittadini, delle associazioni, di quel tessuto sociale del nostro paese vivo, forte, pronto a lottare contro un gruppo di pazzi perché ancora inneggiano al fascismo e al nazismo dopo tutto quello che è successo nel tragico ventennio. La CGIL c'è, la CGIL è forte grazie alla presenza del sindacato unitario. Sabato prossimo CGIL Gisle Willy
scendere in piazza contro questi nostalgici. La grande presenza dei cittadini e delle istituzioni e delle associazioni ci rincuora, perché siamo presenti e manderemo ancora, rigetteremo questa provocazione e questo attacco di questi gruppi che ancora oggi godono anche dell'immunità del governo, che tollera associazioni di delinquenti, associazioni di fascisti. Noi andremo a Roma sabato prossimo per chiedere lo scioglimento, nel rispetto della Costituzione, di questi gruppi che si richiamano ancora e inneggiano al fascismo. Anche il messaggio del prefetto che lei ha letto qui durante il suo breve intervento è stato molto importante. Mi ha emozionato, perché questo prefetto di Agrigento sin dal suo insediamento ha dimostrato di essere presente nella società, di caricarsi spesso problemi che non competono, ma per rispetto al ruolo che ha è sempre gentile, è sempre disponibile, è sempre presente e ci aiuta a risolvere tante vertenze. Essere stata presente, aver voluto testimoniare la sua presenza in questo momento tragico, difficile per tutti noi del sindacato, dei lavoratori, è stato salutato con un grande applauso e ne approfitto per ringraziarla. Centinaia di persone nella mattinata di ieri hanno partecipato al presidio che si è svolto davanti alla sede della Camera del Lavoro di Palermo in via Meli per dare solidarietà alla CGIL, la cui sede nazionale a Roma è stata colpita da alcuni manifestanti Novax, No Green Pass e da alcuni esponenti di Forza Nuova. Tantissime le associazioni e rappresentanti dei partiti, militanti sindacali, i singoli cittadini che hanno voluto manifestare vicinanza al sindacato presente con tutte le categorie in difesa dei valori della democrazia e della libertà. C'erano le istituzioni con il prefetto Giuseppe Furlani, venuto a portare la sua testimonianza e che ha rimarcato l'importanza e il ruolo del sindacato come presidio democratico, e il sindaco Leoluca Orlando è intervenuto al dibattito che si è svolto in strada per difendere la democrazia e chiedere lo scioglimento delle organizzazioni fasciste del nostro paese. E ancora tantissime realtà ed esponenti dei partiti e dell'associazionismo, Lega Coop, con il presidente regionale Filippo Parrino, Vitolo Monaco, presidente del centro studi Pio La Torre, Umberto Santino e Anna Pugliesi del centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, una delegazione dell'ANPI guidata da Angelo Ficarra, Anna Bucca dell'Aro, Nino Tranchina, presidente ACLI, Mariangela Di Ganci del laboratorio Gene Insieme, gli studenti universitari dell'UDU, Valerio Quagliano in rappresentanza dei giovani e del mondo universitario, Giuseppe Lipari e Marta Sabatino, il segretario cittadino del PD, Filo Ramo, l'assessore Giusto Catania, deputati del PD Antonello Cracolici e Giuseppe Lupo, la presidenza regionale PD con Antonio Ferrante, il segretario generale CISL Palermo Trapani Leonardo Lapiana, Mariella Maggio di Articolo 1, Sergio Lima De Cento Passi, Daniela Dioguardi dell'UDI, Potere al Popolo, Roberto D'Agostino, presidente del comitato provinciale INPS, tanti altri che si riconoscono in quei valori democratici, civili, progressisti della democrazia e della nostra Costituzione, e che sono rimasti sconvolti dell'atto vile consumato ai danni della sede della CGIL nazionale. Per il PD c'erano anche Carmelo Miceli, deputato e componente delle commissioni giustizia antimafia, Marco Guerriero, responsabile enti locali Sicilia, Titti Basso, segretario della commissione di garanzia regionale, Roberta Oliva dell'assemblea provinciale. Numerosi anche gli attestati di solidarietà raccolti dalla CGIL, la casa delle lavoratrici e dei lavoratori e la casa della democrazia. Difendere la CGIL significa difendere la nostra democrazia, la Costituzione e la Repubblica, ha dichiarato il segretario generale Mario Ridulfo a Roma per l'assemblea generale della CGIL convocata da Landini. Dalla nostra parte, come ha detto Landini, abbiamo la ragione, la forza e il coraggio. Ringrazio quanti hanno partecipato al presidio di stamane a Palermo, il sindaco, le associazioni, CISL, Will e il prefetto, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza alle istituzioni democratiche repubblicane. Le sedi sono dei simboli, le sedi non possono essere mai violate. Si sentono tutti forti, sono andati a caccia, si sentono tutti forti, sono andati a faccia scoperta con i bastoni per far male, per essere violenti.
e si sentono forti perché c'è un disegno politico europeo mondiale. Sono quelli che pensano di creare muri, ha detto il segretario d'organizzazione Francesco Piastra, concludendo il presidio. C'è un tentativo eversivo in corso in Italia e la risposta di oggi è l'unità di tutto il fronte democratico e progressista. Non possiamo più tollerare ambiguità distorta. La risposta unitaria dei sindacati sarà intanto la manifestazione del 16 ottobre prossimo a Roma. Settima edizione di Sicilia in bolle. Laura Piscopo di Sciacca, la migliore sommelier 2021. Arturo Cantella. Al via oggi questa nuova edizione di Sicilia in bolle con questo interessante convegno che parla appunto delle tipicità della produzione del territorio e dei rischi climatici, ma tanti altri appuntamenti sparsi tra Villa Romana e il Madison. Sì, abbiamo quest'anno come tema scelto questo che sembra proprio attualissimo per quello di cui se ne è discusso nei media nazionali e anche internazionali in questa settimana anche precedente. Avevamo deciso molto tempo prima noi questo tema da affrontare. Sì, è un tema che abbiamo scelto per l'importanza che ha, perché oggi troviamo tantissime attenzione verso questo cambiamento. Ne abbiamo discusso con degli esperti perché 20 anni fa si produceva spumante attenzionando la temperatura, il territorio e altro. In questo periodo diventa ancora più importante il discorso clima per il cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Quindi un confronto molto interessante che ha affrontato questo cambiamento climatico sia nel Trentino che in Toscana che nell'Alta Langa, in generale sulla Sicilia e nello specifico sull'Etna. È stato sicuramente un bell'incontro iniziale. Abbiamo iniziato con un convegno legato alle problematiche climatiche, soprattutto riferiti a quello che può accade nell'ambito dei territori che producono spumante. È stata una discussione abbastanza sfaccettata e anche articolata perché oltre a mettere in evidenza chiaramente le problematiche che ci sono, si sono affrontati anche i temi che possono in qualche maniera risolvere questo problema. Ma Sicilia in bolle rappresenta ormai un appuntamento annuale dove non c'è solo un confronto che realizziamo con la materia che meglio di altri sappiamo utilizzare, che sono le degustazioni, per cui continuare a confrontarci, ad assaggiare, a divertirci con la degustazione dei vini dei diversi territori, Alta Langa, Trento Doc, una rassegna di spumanti siciliani e poi alcune chicche di alcune aziende proprio di questo nostro territorio. Per cui un confronto ricco e articolato in cui vogliamo mettere in evidenza l'espressione migliore della spumantistica regionale e continuare quest'opera di confronto con le importanti realtà nazionali. Non ultimo, ma per noi significativo e interessante, anche l'aspetto legato alla valorizzazione, alla conoscenza e alla scoperta del territorio anche da parte di visitatori esterni. Ogni anno sempre di più con molto piacere accogliamo persone che arrivano in Sicilia, che arrivano alla Scala dei Turchi, a Sicilia in bolle, perché vogliono partecipare agli eventi, vogliono partecipare alle nostre degustazioni e approfittano di questo per conoscere il territorio siciliano. E questo ci rende non solo orgogliosi, ma fa sì che il nostro lavoro sia proprio centrale per quello che è la missione che l'Associazione Italiana Sommelier si è posta da sempre. Tanta qualità dentro Sicilia in bolle, come al solito, bello perché si vive in presenza, in sicurezza, in tranquillità, focus naturalmente sulle bollicine siciliane, ma c'è tanto altro come momento di scambio e di confronto. Credo questo sia importante per portarci a casa un pezzettino di conoscenza in più per far sì che il nostro mondo, quello del vino, funzioni sempre meglio. Quindi oggi un confronto allargato, no? Perché dall'Alta Langa, alla Toscana, all'Etna, alla Sicilia, e capire insieme quali sono le problematiche, discuterle e trovare anche qualche soluzione condivisa per affrontarle, è un momento di crescita importante. Di quest'anno com'è andata la stagione, se ci puoi fare un'anticipazione magari? Allora, il problema più grande è stato comunque la gelata che ha colpito all'inizio, no, della stagione e ha lasciato insomma, una cifra significativa di quantità in meno.
Il caldo c'è stato, è stato un caldo che non ha mai avuto un momento di interruzione, una pausa, quindi ha segnato un po', però devo dire che tutto sommato ci siamo difesi e vedremo tra qualche mese se queste così, specificità si trasformano in un'annata un po' calda, sicuramente sì, ma comunque di qualità, ecco, questo è l'augurio. E quanto è importante il settore dei vini anche per l'enogastronomia, per il turismo, che giorno dopo giorno si riscopre sempre, si vedono tantissime trasmissioni nei social, nelle televisioni? No, è fondamentale, guarda, io metterei tutto in un unico insieme perché è fondamentale. Oggi anche lo straniero che viene, il turista che viene a visitare le nostre terre, meravigliose, ricche di storia, di molte unicità, però se riusciamo a condurlo in un circuito virtuoso dove beve, mangia, assaggia, conosce, sicuramente lo conquisteremo al di là di tutte le opere d'arte, tutte le bellezze storiche e culturali che abbiamo, perché questa è una roba che si tocca con mano e si porta a casa un'esperienza per poi trasferirla in maniera molto pratica e semplice ai nostri amici, alle persone che hanno i nostri stessi interessi, quindi ecco un percorso così virtuoso, no? Guidato attraverso quelle che sono le bellezze locali, diventa ancora più significativo se lo facciamo mangiare e bere bene. Questo sicuramente sì, è la verità. Non saranno stati sicuramente dei semplici balordi, ma criminali incalliti, coloro i quali hanno danneggiato un pannello inaugurato sabato scorso in via Autonomia Siciliana a Palermo, inserito nell'area dedicata alle donne vittime di violenza, tra cui la giovane poliziotta Emanuela Loi, agente di scorta di Paolo Borsellino. Il pannello era stato collocato nei pressi di via D'Amelio nel giorno in cui ricorreva la data di nascita di Emanuela Loi. L'azione criminale ovviamente ha suscitato un grande sdegno. Un giovane algerino è stato arrestato a Ribera dai carabinieri per droga. Arturo Cantella. I carabinieri della tenenza di Ribera, nel corso dei consueti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno arrestato ieri un giovane cittadino di origine algerina di anni 24, disoccupato, senza fissa dimora, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 95 grammi circa. I militari dell'Arma hanno subito notato un atteggiamento sospetto del ragazzo, per cui hanno proceduto a un immediato controllo. Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto quindi un panetto di hashish occultato tra gli indumenti che indossava. All'interno dello zaino che aveva al seguito sono state rinvenute inoltre 2 confezioni di medicinali antiepilettici e ansiolitici contenenti 112 pasticche, farmaci che l'uomo deteneva senza alcuna prescrizione medica e che solitamente vengono assunti anche dai giovani per il loro effetto stupefacente, agendo sul sistema nervoso centrale. L'uomo, privo di dimora, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato portato quindi alla casa circondariale di Ragusa, ove attenderà la fissazione dell'udienza di convalida. La droga e i medicinali sono stati sequestrati per essere sottoposti a relative analisi di laboratorio. A Messina contro la riforma della giustizia, protesta di Fratelli d'Italia. Riteniamo assolutamente importante, difatti sin da subito abbiamo deciso di sostenere il referendum sulla giustizia, attivandoci come partito sulla raccolta firme per dare appunto la voce al popolo italiano rispetto ad una questione che assolutamente va rivista, va riformulata e il tutto va fatto sempre e soltanto per la garanzia del cittadino. Ecco perché siamo in piazza anche oggi qua a Messina. Si sta lavorando in Parlamento su una riforma della giustizia, però chiaramente se si è deciso su alcuni punti di chiedere anche, di dare voce anche ai cittadini, è perché parliamo di questioni assolutamente importanti, dibattute da anni, dove evidentemente a livello politico, a livello nazionale, non si è mai riusciti ad arrivare a un dunque, a prendere una decisione. Non sono temi che stiamo discutendo oggi, sono temi che discutiamo da anni e sono temi che hanno assolutamente necessità di avere una risposta, di avere una riforma. Cioè noi parliamo della riforma del CSM, ma mi chiedo e vi chiedo, non ritenete che sia arrivato il momento di effettuarla?
E restiamo a Messina, dove è in corso la campagna di adesione al Movimento 5 Stelle. Come potete vedere abbiamo un nuovo simbolo, un nuovo logo, ma in realtà si tratta di una novità nella continuità, perché il simbolo del movimento resta quello, le 5 Stelle restano quelle, sono ampliate perché le tematiche sono allargate e abbiamo inserito una data, la data del 2050, che è una data simbolica, una data che porta in sé una progettualità, è vero, dedicata all'ambiente, soprattutto a una visione di pianeta che noi vogliamo. Sappiamo bene che entro il 2050 è la data per cui si ritiene si debba arrivare a zero emissioni, perché la quantità di CO2 nell'aria è diventata altamente nociva per il nostro pianeta Terra, per cui si è stabilita questa data, questa linea temporale, una deadline di non ritorno. Per cui questo sarà il nostro obiettivo e tutte le nostre politiche saranno orientate a raggiungere questo obiettivo. È ovvio che il tema ambientale, il tema dell'ecologia è sempre stato nel nostro DNA, ma a maggior ragione adesso questo permea tutti gli altri campi, perché sappiamo che effettivamente è tutto collegato. Quindi qualsiasi azione politica poi va a riverberarsi su quella che è l'azione nel campo dell'ambiente. Noi da agosto abbiamo un nuovo statuto, abbiamo una nuova carta dei valori, abbiamo, come dicevamo, un nuovo simbolo, ma soprattutto abbiamo un nuovo capo politico che poi ha dato già prova della buona capacità di governo in un periodo veramente difficilissimo, quale quello della pandemia, nel ruolo di Presidente del Consiglio. Conte ha assunto questo incarico di guidare il Movimento 5 Stelle in questa rinascita, in questa nuova avventura che è quella appunto del 2050, e lo sta facendo iniziando proprio dal territorio e iniziando con quella che è la visita ai luoghi che andranno al voto in queste amministrative. È un modo per conoscere i problemi con mano propria dei cittadini, ma è anche un modo per farsi conoscere, per fare conoscere il nuovo movimento e quella che sarà poi la struttura, perché è vero che il movimento oggi compie 12 anni, però ci siamo resi conto che in effetti quello che è mancato un po' alla nostra azione è stata l'organizzazione, quindi occorre una struttura, quella che è stata data con lo statuto, una struttura leggera ma che permetterà di portare avanti delle azioni ancora più mirate e ancora più concrete. Il peschereccio di Mazzara del Vallo, preso di mira e danneggiato, non sarà risarcito. Vediamo. Agli armatori di Mazzara del Vallo, Giuseppe e Giacomo Giacalone, è stato negato il risarcimento danni per il motopesca Aliseo, che lo scorso 6 maggio venne mitragliato da una motovedetta libica nel Mediterraneo mentre si trovava in acque internazionali. Il MIPAF, Ministero delle Politiche Agricole, ha detto di no, ribadendo che non si è trattato di un sequestro ma solo di un'aggressione. Durante l'abbordaggio i militari libici hanno sparato a Giuseppe Giacalone al comando dell'Aliseo. Venne colpito infatti in testa da schegge di vetro mentre si trovava in plancia di comando. I 2 armatori avevano richiesto oltre 82.000 euro di risarcimento, ora del tutto negato. Non ci fermeremo, dice Giuseppe Giacalone, abbiamo già informato i ministeri della difesa e degli esteri, i presidenti della Repubblica e della Regione. Giacalone ha presentato nei mesi scorsi ai carabinieri di Mazzara del Vallo una denuncia querela per tentato omicidio, disastro navale, nubifragio, danneggiamento nave e minacce gravi. In questi anni, durante i quali la marineria di Mazzara del Vallo è stato obiettivo di mitragliamenti e sequestri, non c'è mai stato un libico rinviato a giudizio. Ora, con la denuncia querela presentata, ci aspettiamo che vengano individuati i colpevoli, aveva dichiarato l'avvocato Walter Marino, che assiste Giuseppe Giacalone. Sono vivo per miracolo. Mentre eravamo in navigazione verso nord-est ci ha raggiunto una motovedetta libica e ha iniziato a sparare. I colpi ci hanno raggiunto, i vetri della plancia sono andati in frantumi. Il comandante Giuseppe Giacalone raccontò. In questo modo, quegli attimi estremamente convulsi, mentre i militari libici sparavano da altezza d'uomo per costringere l'Aliseo a fermarsi, è stato un inferno. Io sono rimasto ferito al braccio e anche alla testa, dice ancora, perché il finestrino della cabina si è rotto tutto e le schegge di vetro mi hanno colpito e ferito. E siamo alla maratona, la mezza maratona di ieri ad Agrigento. La maratona della Concordia con partecipanti da tutta la Sicilia. Arturo Cantella.
Sindaco, un consuntivo di questo evento che anno dopo anno cresce sempre di più e che ha tanto consenso in tutta la regione, ma mi risulta che anche fuori la Sicilia ci sono partecipanti. Sì, è un evento importantissimo per Agrigento, è un segnale post-pandemico significativo. Sono più forse di 900 gli iscritti, vengono anche da tutte le parti d'Italia, c'è anche qualche straniero. È importantissima quindi la presenza di tanta gente e come dicevo l'altro giorno, lo ripeto oggi, finalmente non abbiamo più gli escursionisti ad Agrigento ma i turisti, perché questo gruppo di persone che si è spostato proprio per partecipare a questo evento e anche chi li ha accompagnati, i parenti e gli amici, sono rimasti almeno per 48 ore qui ad Agrigento. Quindi è un volano per la nostra anche attività economica, per il nostro turismo, per la nostra cultura. Voglio riuscire a istituzionalizzare questa mezza maratona e far sì che ci sia la mezza maratona di Agrigento, come c'è la maratona di New York, come c'è la maratona di Firenze. E voglio ringraziare anche chi ha organizzato questo evento, perché è stato veramente perfetto nell'avere scelto anche il percorso, perché il percorso attraversava anche la via sacra nella Valle dei Templi. Io penso che è uno scenario unico, gli atleti sicuramente non hanno avvertito la stanchezza nel momento in cui erano così distratti dalla spettacolarità dei monumenti che li sovrastavano, che stavano accanto a loro. E questo è anche importante per una maggiore visibilità per la nostra città, per la nostra Agrigento. Consuntivo dell'evento, come è andato? Intanto guardate la bella giornata che modestamente abbiamo saputo organizzare, più di 900 atleti presenti. Il sole ci ha premiato i nostri sforzi e gli sforzi anche dell'amministrazione, della polizia, di tutti quanti, della prefettura, della questura, degli atleti, che stanchi ma contenti hanno ultimato il nostro percorso. Grazie a tutti e grazie anche all'assessorato regionale allo sport e al turismo che già quest'anno per la prima volta nella storia della nostra gara è presente con noi ed è un nostro partner importante e ci auguriamo che lo sia nel proseguo degli anni. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima mezza nel 2022, nel marzo del 2022 sempre più numerosi. Il Lions Club Agrigento Oste da sempre organizzatore di questa gara, il nostro presidente Giuseppe Caramazza. Siamo felici oggi di aver concluso questa manifestazione sportiva che è andata benissimo, anche il tempo ci ha graziato e Agrigento diventa sempre una città più sportiva. Le istituzioni sono con noi e complimenti alla GS Valle dei Templi che ha coorganizzato questa bellissima manifestazione. Dottore, lei ha seguito la gara come medico, è successo qualcosa? Come è andato? È dovuto intervenire o no? La gara è stata interpretata nel modo migliore dagli atleti, significa solo divertimento, perché è una gara unica nel suo genere, mare e la Valle dei Templi, non ci sono stati problemi particolari, gli atleti hanno capito, soprattutto quelle età avanzate, meno allenati, come interpretare nel modo giusto la gara, quindi nello spirito più sportivo del termine. Tutto è andato bene, non sono dovuto intervenire per niente, ho concluso la gara regolarmente. Sentiamo il parere di qualche concorrente, un bilancio di questo evento, come è andato, vi è piaciuta, da dove venite? Noi veniamo da Palermo. Forza ragazzi! È stata una manifestazione molto bella, un po' faticosa, soprattutto la salita alla valle, però poi ne vale la pena perché è molto suggestivo il panorama. Ripetere? Sicuramente, anche perché devo prendere la parte finale della medaglia, perché è divisa in tre questa giornata così Concordia, quindi dobbiamo finire di A. Dove viene, come è andata, qualcosa? Allora, io vengo da Palermo e sono arrivata seconda assoluta, ho gestito la gara fino ai primi 13 km da prima e conoscevo il percorso, un percorso molto suggestivo che valorizza questo grande patrimonio dell'UNESCO, se possiamo dire, che è la Valle dei Templi, quindi sicuramente è una gara molto tecnica che va affrontata con la testa, perché chiaramente la salita poi è... 17ª mezza maratona, Idriss nuovamente primo assoluto. Qual è il tuo giudizio su questa gara? Oggi è una bellissima giornata e soprattutto ci tenevo a vincerla oggi come un premio del mio rientro nelle gare e spero che sia un inizio per il podismo italiano, soprattutto dopo questa
pandemia del Covid. Il premio è bellissimo, la gara meravigliosa, sia a tempo che percorso, penso che sia più bella la mezza maratona che l'ho fatto finora. Abito a Messina di diversi anni, ma sono originaria ucraina, cittadina ucraina. Nadia Sukharina. Grazie. È molto inaspettato, non speravo proprio, è stata una sorpresa in tutti i sensi. Tra vincita, percorso, tempo, organizzazione, tutto bello. Alla valle implica anche una discesa vorticosa che senz'altro va gestita in un certo modo. Come al solito è suggestivo il percorso, sono alla seconda edizione, non mancherò per la terza edizione e sono anche contenta del fatto che nonostante la pandemia ha avuto un buon numero di atleti, perché ci aggiriamo intorno ai 1000, quindi complimenti agli organizzatori che hanno saputo, diciamo, organizzare nel migliore dei modi questa manifestazione. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Pagina sportiva, vittoria meritata dell'Akragas sul Mazara, gli agrigentini al secondo posto. Carmelo Lentini. Vittoria meritata per l'Akragas del tecnico Giuseppe Anastasi, che con il più classico dei risultati ha piegato un Mazara combattivo, roccioso e ben organizzato nel reparto difensivo. Rispetto alle altre precedenti giornate, la compagine di tempo è apparsa molto più vivace, tonica nei vari reparti e quindi molto concentrata. Primo tempo tutto sommato equilibrato, con una supremazia territoriale biancazzurra. Le occasioni migliori sono state diverse, che avrebbero meritato migliore fortuna per i ragazzi di Anastasi. Al settimo una conclusione a fil di palo di Lavardera su assist di Leonard mette sotto pressione il Mazara, che controlla e rinvia. Al 45esimo un doppio sombrero di Punzi in piena area avversaria fa gridare al gol, ma l'attento portiere Pizzolato respinge a pugni uniti la forte conclusione del difensore biancazzurro. Si va al riposo sul risultato di parità, ma al rientro in campo la musica cambia decisamente. Al 49esimo infatti l'Akragas si porta in vantaggio con Lucas Corner, bravo a correggere in rete un assist insidioso su calcio di punizione. Il Mazara cerca di reagire, ma lo fa confusamente. Al 64esimo i canarini di Marino sfiorano il pari con il nuovo entrato Federico, il quale con un tiro a rientrare colpisce la traversa di Di Carlo. Scambato il pericolo, l'Akragas effettua un bel po' di sostituzioni per rifiatare. Forse in finale del Mazara, alla vana ricerca del pari, che si scopre parecchio ed in pieno recupero subisce il raddoppio di Giuffrida in contropiede con il portiere Pizzolato, che aveva lasciato incustodita la propria porta. 3 punti importanti per l'Akragas, che scala la classifica generale e si ritrova in seconda posizione. Innanzitutto ho visto una bella partita, 2 squadre affrontarsi a viso aperto. Devo fare i complimenti al Mazara, la conoscevo già come squadra, ma ha tenuto benissimo il campo. Poi il risultato è stato dalla nostra parte, penso che noi abbiamo avuto un po' più piglio, giustamente giocando in casa, abbiamo creato un bel po' di palle gol e poi il risultato è stato dalla nostra. Ecco, un risultato di 2-0 avete sbloccato la gara in avvio di ripresa, però la gara è stata incerta, l'esito è stato incerto fino all'ultimo, poi il gol del definitivo 2-0 è arrivato soltanto nel recupero. Sì, perché noi siamo passati in vantaggio subito nel secondo tempo, anche se, devo dire onestamente, avremmo potuto chiudere in avanti come risultato anche nel primo tempo. Poi è normale che una squadra come il Mazara, subito il gol, è venuta avanti, sono saltati un po' tutti gli schemi, perché c'è stato da 20 minuti alla fine, loro giocavano in 4 in avanti ed è diventata una partita aperta, il centrocampo di entrambe le squadre si è spezzato, perciò c'erano delle ripartenze continue sia dall'una che dall'altra parte. Devo dire che noi siamo stati bravi a mantenere il risultato e poi al 95esimo, una ripartenza senza portiere, abbiamo fatto il 2-0. Un'ultima battuta sui risultati odierni, a sorpresa la testimonianza che non ci sono gare scontate in questo campionato. Guarda, non voglio essere presuntuoso, per me non è una sorpresa, io ho detto 2 settimane fa, questo campionato puoi vincere con tutti, puoi perdere con tutti. Qualcuno
si è esternalizzato il nostro risultato di domenica a Marsala, perché giustamente tutti si aspettavano, anche noi, di andare a vincere a Marsala, però oggi, se non sbaglio, Casteltermini Mazzarese ha vinto il Casteltermini, Canicattì ha perso in casa, la Nissa ha perso in casa. Questo è un campionato aperto, è un campionato molto livellato, e la spunterà prima di tutto chi ha una buona società alle spalle, ed io devo dire che ad oggi noi fortunatamente abbiamo una grande società, e poi, come sempre dico, i campionati si vincono ad aprile e non a ottobre. Post partita di Akragas Mazara terminata 2-0 allo stadio Esteneto, siamo con mister Dino Marino. Mister, innanzitutto, che partita è stata? È stata una partita di tante volte, tante facce, tante situazioni. Diciamo che nella prima quarto d'ora l'Akragas ci ha messo sotto, sono molto onesto, meritava di fare 1-2 gol. Poi abbiamo sistemato alcune cose e da lì in poi, dopo 20 minuti, abbiamo ripreso la gara in maniera come si deve. Poi è stata una partita giocata da entrambe le parti fino alla fine del primo tempo. All'inizio del secondo tempo, iniziando a giocare, abbiamo avuto una punizione alla tre quarti, che secondo me lì hanno fatto il gol, che il giocatore del Lucas, mi sembra, al centravanti, innanzitutto era avanti a tutti, quindi era fuori gioco, e poi ha fatto il fallo sul nostro portiere. C'erano 2 falli in uno e hanno fatto gol. Allucinante, ma va bene così, accettiamo il verdetto. Poi dopo il gol loro si sono abbassati, che hanno difeso questo risultato, noi abbiamo giocato, ho messo pure 3 attaccanti, abbiamo tentato di pareggiarla, ma alla fine in contropiede abbiamo preso il secondo gol, che anche lì il secondo gol era in fuorigioco, perché il ragazzo che ha fatto gol era dopo la metà campo, non prima, quindi al 49esimo eravamo davanti, ci può stare, non fa niente, non è quello il problema. La sconfitta ci può pure stare, forse la meritavamo, per carità, ma per come l'abbiamo presa, no. Una panoramica sulle altre partite di ieri, ancora Carmelo Lentini. È stata una quinta giornata campale quella giocata in questo turno di campionato. Tante le sconfitte inaspettate che di fatto hanno un po' rivoluzionato la classifica generale. Ma vediamo nel dettaglio ciò che è successo. Partiamo dai risultati. Hanno perso il Canicattì in casa con il Castellammare, la Nissa al Tomaselli con il Rinato Profavara, la Mazzarese con il sorprendente Casteltermini. Arachiri interno dell'Unitas Sciacca che cede al Marineo, mentre il Don Carlo Misilmeri si conferma capolista battendo il CUS Palermo. Torna alle vittorie Lenna che si impone sul Marsala con un calcio di rigore. E domenica prossima si prospetta un altro turno dall'esito incerto, i cui risultati potrebbero cambiare ulteriormente la classifica. Il Canicattì sarà ospite infatti del CUS Palermo, il Casteltermini riceve in casa la Parmonval, lo Sciacca gioca a Marsala, l'Akragas a Monreale e infine 2 gare molto interessanti. Marineo Nissa e Profavara Don Carlo Misilmeri. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa giornata. Il Misilmeri ha vinto col CUS Palermo 3-1, l'Akragas ha battuto il Mazara 2-0, Canicattì Castellammare 0-1, Enna Marsala 1-0, Mazzarese Casteltermini 0-1, Nissa Favara 0-2, Sciacca Marineo 1-3 e Parmonval Monreale 1-1. E la classifica, vediamo questa classifica che inizia a essere molto interessante. Il Don Carlo Misilmeri è prima con 12 punti, seguono Akragas, Mazzarese, Nissa, Canicattì e Castellammare con 10, Enne Mazzara 7, Profavara 6, Parmonval, Sciacca e Marineo 5, Casteltermini 4, CUS Palermo 3, Monreale 2, Marsala 1. E concludiamo la panoramica sul calcio con i risultati degli altri campionati. Ed ora iniziamo con una carrellata per quanto riguarda le altre categorie di calcio e tutte agrigentine. Nel torneo di promozione A, seconda vittoria di fila interna per il Raffadali, che con un perentorio 2-1 supera il Casteldacia grazie alle reti di Stefano Piazza e Polito. Non riesce a passare sul campo del Villabate il Camarat di Mimmo Bellomo, che fa solo pari per 1-1 sul campo dell'ultima in classifica. Di Mariano Cordaro la rete camaratese. In classifica generale il Raffadali si ritrova in terza posizione con 10 punti, a 2 sole lunghezze dalla capolista, il risultato
Sultana, mentre il Camarat rimane con 6 ed occupa la zona di centro classifica. Nel prossimo turno il Raffadale fuori casa anticipa al sabato la super sfida con il capolista Resultano, mentre il Camarat ritorna tra le mura amiche contro il Partinico Audace. In prima categoria Girone B, giornata decisamente positiva per tutte le agrigentine. Vittoria di misura per l'Atletico Favara che batte l'Aspra con una rete di Brucoleri. Vince anche il Gemini di Renato Baggio con lo Sciara per 3-0 con doppietta di Centinaro e rete di Fam. E vittoria esterna a son di gol per l'Empedoclina sul campo del Real Trabia. Le reti Granata portano la firma di Dubbia, Pagano, Lopresti e Di Mora. A completare il poker di vittorie agrigentine anche Ravanusa che va a violare il campo dello Sporting Termine per 1-2 con doppietta di Siriu. Grazie a queste vittorie tutte quante risalgono in classifica generale. Domenica prossima il Gemini sarà ospite dell'Aspra. L'Empedoclina riceve al Collura il Master Pro, mentre sarà derby tra Ravanusa e Atletico Favara. In seconda categoria Girone B il Campobello si aggiudica il derby esterno con il Virtus Favara per 1-2, mentre il Muxar esce indenne dalla trasferta di Villalba, 0-0 il risultato finale. Nel girone A invece netta affermazione a son di reti per l'Alessandria della Rocca, 5-1 il risultato sullo Sporting Paolini con rete di Giuffrida, una doppietta, Milioto, Greco Ferlisi e l'altro Milioto. Pallavolo, debutto amaro per Aragona in Sardegna. Poi hanno giocato decisamente meglio loro, sicuramente, mentre nei primi parziali sono andati a fase alternata e noi siamo crollati in ricezione con percentuali veramente vergognose e di conseguenza anche in attacco non abbiamo sviluppato il nostro gioco. Questo mi dispiace parecchio. Cosa salva di questa partita? Salvo solo esclusivamente i primi 2 set, basta. Adesso testa al Marsala, il derbissimo siciliano, domenica prossima al Palamoncata. Su cosa deve lavorare ancora la SEAP Dallicardillo per migliorare? Sicuramente su intensità in battuta, su precisione in ricezione. Muro difesa anche stasera siamo stati scadenti. Paghiamo certe cose che si sapeva, però possiamo porre anche una pezza essendo un po' più intelligenti a muro. Hai detto bene, un vero peccato perché purtroppo dopo aver vinto i primi 2 set la squadra si è disunita e non ho visto una reazione costruttiva, una reazione propositiva. Non si sono salvate nessuno perché all'inizio avevano giocato bene, anche se dobbiamo ringraziare il regale che ci ha fatto l'Olbia, che ha sbagliato non so quante battute, però noi, ecco, la pallavolo è bella perché tu devi fare di queste virtù poi i tuoi favori di realizzare più punti possibile. Peccato veramente. In settimana c'è tanto da discutere e lavorare perché qualche atleta sicuramente deve capire che il campionato è tosto, lungo e quindi deve stare un po' sulla partita, non si deve distrarre, non deve giocare con la giusta concentrazione. Diciamo che è stata la prima partita, ecco, e vogliamo graziare tutti sperando che ci sia una reazione subito domenica prossima con il Marsala in casa, perché oggi il Marsala ha vinto con un'altra grande squadra, quindi sicuramente ci vuole un altro atteggiamento, un atteggiamento forte, un atteggiamento che si deve uscire a testa alta dal campo. Oggi purtroppo non siamo usciti a testa alta, potevamo anche perdere giocando come abbiamo giocato nei primi 2 set. Noi negli ultimi 3 set abbiamo visto cose stranissime,
le centrali che non riuscivano a chiudere, le bande che non riuscivano a chiudere, in ricezione siamo stati fallosi, cioè non era la squadra che avevamo visto giocare nella pre-season attenta a sfruttare ogni situazione. Oggi abbiamo sfruttato solo per 2 set le disgrazie altrui, però poi loro hanno sfruttato le nostre defiance che abbiamo avuto in tutti i reparti. Noi abbiamo giocato i primi 2 set secondo me molto bene, eravamo composte, abbiamo fatto le nostre cose insomma e abbiamo fatto molti meno errori rispetto agli altri 3. Poi dopo loro ovviamente hanno iniziato a giocare, hanno giocato tanto più con i loro centrali che stasera secondo me hanno fatto una grande partita e noi siamo andate in difficoltà in alcuni fondamentali e niente, ci siamo fatti prendere un po' dalla paura, dall'ansia e commettendo quegli errori che poi ci sono costati il tie break alla fine. Sergio Vella, un vero peccato per la SEAP Dalle Cardillo Aragona, avanti 2-0, vince Olbia in rimonta. Sì, hai detto bene, eravamo avanti 2-0, poi abbiamo perso. È un esordio, ci può stare, però abbiamo comunque dimostrato di reggere e mi auguro che questo sia un ottimo presupposto per andare avanti e difenderci nelle prossime partite. Cosa le è piaciuto maggiormente oggi della squadra biancazzurra? Diciamo che le ragazze sono state unite, qualche errore in battuta e questo ci è anche costato caro, però ripeto è una partita d'esordio, abbiamo giocato fuori casa, è il primo anno che siamo in A2, non dimentichiamo che l'Olbia è da 7 anni in A2 e l'anno scorso ha giocato anche playoff, quindi una squadra forte, una squadra che comunque ha saputo riprendersi anche per l'esperienza. Portiamo a casa un punto, adesso testa la prossima gara, il derbissimo contro Marsala, il debutto in casa al Pala Moncada, domenica prossima. Esatto, un derby pesante, duro, oggi il Marsala ha vinto 3-0, quindi ci aspettiamo una partita difficile e speriamo che anche qui le ragazze siano determinate al punto di portare a casa dei punti. Vittoria invece per la Fortitudo al Pala Moncada contro il Formia. Io credo che abbiamo giocato una partita seria, al di là dello scritto finale, ovviamente abbiamo cercato di fare il meglio di quello che potevamo fare dal primo minuto, non siamo partiti benissimo, abbiamo fatto qualche piccolo errore soprattutto dal punto di vista difensivo nel primo periodo, nei secondi finali delle azioni, loro sono stati bravi a trovare dei tiri da 3 punti aperti, poi dal secondo periodo abbiamo messo un pochino più di intensità, di attenzione, soprattutto dal punto di vista difensivo e la partita ce la siamo tenuta in mano per il resto del tempo. Ovviamente abbiamo cercato di giocare senza guardare il tabellone, proprio per fare un passo in avanti dal punto di vista mentale e voler provare a giocare tutta la partita concentrati su quello che dovevamo fare, trascurando il fatto che fossimo avanti di tanti punti. Ovviamente questo voleva essere una forma di rispetto nei confronti dei nostri avversari che sono venuti a fare sicuramente una gara impegnativa per loro. Siamo contenti per quello che è l'esito della partita, dobbiamo ancora fare un passo in avanti perché già sabato prossimo abbiamo un avversario molto impegnativo come Ruvo di Puglia e dobbiamo prepararci bene. Un aspetto molto importante che abbiamo notato sono stati i numerosi cambi, i giovani hanno dato un contributo importante oggi. Ma sì, in una partita del genere sicuramente siamo riusciti ad avere rotazioni più ampie, questo sicuramente ci permetterà di avere un pochino più di qualità nella settimana di allenamento perché siamo riusciti a gestire di più tanti giocatori e i ragazzi hanno tenuto bene il campo, soprattutto nella parte finale in cui erano solo loro, si sono viste buone cose perché sono stati intraprendenti e questa è una nota sicuramente positiva. Come abbiamo sempre detto abbiamo bisogno che loro piano piano riescano ad entrare in campo, ad avere consapevolezza di quello che stanno facendo, che devono fare e stasera hanno dato una buona prova. Tra i tanti campi c'è stato anche un ritorno importante, quello di Santiago Bruno. Come sta e quanto è importante recuperare un elemento in questa squadra così? Sì, stasera sono rientrati sia Santiago che Nicolas Maier. Santiago era fuori, così come Nicolas erano fuori dalla partita di Torrenova. Hanno avuto 2 infortuni diversi ma poi simili per i tempi di recupero, stasera è stato in campo, l'ha fatto bene,
sicuramente ancora non è al 100%, abbiamo ancora qualche giorno per lavorare, però l'utilizzo di stasera era sicuramente propedeutico al suo inserimento completo durante la settimana nel lavoro con la squadra. Ha lavorato molto bene lo staff medico e fisico per rimetterlo in condizioni, anche perché essersi infortunato in un momento così precoce della preparazione probabilmente gli ha tolto anche quello che era il lavoro fisico che aveva fatto dall'inizio dell'anno, quindi oltre al recupero dall'infortunio c'è necessità di averlo al meglio della forma. Stasera però è stato in campo, seppur non al 100%, in maniera molto positiva, quindi siamo contenti di averlo reintegrato e adesso di essere al completo. Bene, abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.